Cari amici di Pronto e Servito, bentornati! Io sono Angelo e oggi prepareremo insieme dei buonissimi involtini di melanzane. Questi involtini sono di facile preparazione e sono ideali per una cena sfiziosa. Potete cucinarli sia al forno che nella friggitrice ad aria, come farò io. Quindi allacciate i grembiuli che iniziamo! Ma prima di iniziare, come sempre vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale potete farlo adesso schiacciando il pulsante giù iscriviti e la campanellina per rimanere sempre aggiornati sulle prossime ricette. E adesso iniziamo! Come prima cosa puliamo 2 melanzane e le tagliamo a fette sottili. Per realizzare gli involtini prenderemo solamente le fette più larghe della melanzana, ma le fette più piccole le utilizzeremo comunque. Le taglieremo a cubetti piccoli e le inseriremo all'interno del ripieno. E adesso che abbiamo ottenuto le nostre fette, le vado ad inserire all'interno del cestello della friggitrice ad aria, oppure se volete utilizzare il forno li mettete all'interno di una teglia e li lasciamo appassire a 180 gradi per circa 10-15 minuti. Non devono cuocere, devono semplicemente ammorbidirsi. E ricordatevi di aggiungere un po' di sale. E una volta tirate fuori le melanzane dalla friggitrice ad aria o dal forno, possiamo notare che si sono ammorbidite. In questo modo ci verrà più facile poi creare i nostri involtini. Ma adesso andiamo a preparare il condimento. In una padella inseriamo un po' di olio extravergine di oliva e mettiamo a soffriggere mezza cipolla con un po' di peperoncino. Quando la cipolla si sarà leggermente appassita, aggiungiamo gli avanzi della melanzana. Aggiungiamo un po' di sale e lasciamo cuocere. Quando le melanzane risulteranno cotte, possiamo aggiungere un po' di pomodori secchi tritati finemente e lasciamo cuocere ancora qualche minuto. A questo punto possiamo aggiungere il pangrattato. Mescoliamo e lasciamo cuocere ancora un po'. La consistenza deve risultare sabbiosa, né troppo umida né troppo secca. Quando la mollica si sarà tostata leggermente, la possiamo togliere dal fuoco. Aspettiamo che il nostro condimento si raffreddi completamente, dopodiché aggiungiamo 2 cucchiai di parmigiano e un po' di prezzemolo tritato e mescoliamo il tutto. E adesso il condimento è pronto e lo mettiamo da parte. E andiamo a riprendere le melanzane, che andiamo ad ungere leggermente con olio extravergine di oliva. E adesso siamo pronti per assemblare i nostri involtini. Prendiamo una fettina di melanzana e la impaniamo nel condimento. Dopodiché aggiungiamo una fettina di prosciutto cotto, un po' di condimento e un pezzettino di mozzarella e chiudiamo il nostro involtino. Ecco qua, il primo è fatto. Ripetiamo il procedimento per tutti gli altri. E adesso trasferiamo gli involtini appena realizzati dentro il cestello della friggitrice ad aria. Li faremo cuocere a 180 gradi per circa 15-20 minuti.
E adesso gli involtini di melanzane sono pronti per essere gustati. Pronto? E servito!